con il sindaco Roberto Pizzoli del comune di Portotolle, al quale chiediamo com'è la situazione vaccini nel suo comune. Buongiorno a tutti, intanto buongiorno Leandro. Sicuramente possiamo dire di essere tra i comuni fortunati, siamo uno dei 7 comuni che è il centro vaccinazioni, una conquista importante per il nostro territorio che anche a livello morfologico sai benissimo che ha delle distanze incredibili solo tra le frazioni, quindi per incentivare anche e soprattutto gli over 80 ad andare a vaccinarsi naturalmente è un servizio in più ed è molto importante che diamo che alla popolazione insieme all'ASL, insieme ai volontari, alla protezione civile, alla polizia locale, quindi insomma un lavoro fatto nonché dal mio vice sindaco che si sta spendendo moltissimo su questa cosa e sta dando dei risultati importanti perché la presenza devo dire che è molto importante. Lei sindaco come vede in prospettiva il dopo lockdown e finalmente quando usciremo dalla zona rossa? Guarda, insomma, come ha detto il presidente Draghi, sicuramente fino a Pasqua il DPCM è valido e credo che difficilmente usciremo da queste restrizioni che naturalmente stanno provocando una grande frustrazione nei cittadini, perché dopo un anno chiaramente le difficoltà non sono solo economiche, ma anche il disagio proprio degli spostamenti, eccetera. Quindi è chiaro che c'è una situazione che è comunque palese di frustrazione nei cittadini. È anche vero che è chiaro che bisogna salvaguardare il sistema sanitario e soprattutto le persone più fragili, quindi bisogna fare un sacrificio. Noi ci affidiamo a quella che è la scienza dice che la vaccinazione è l'unico strumento per uscire da questo e l'auspicio è quello che una vaccinazione di massa con dei numeri veramente importanti possa dare un risultato che alla fine sia di tornare a una pseudo normalità, anche se servirà sicuramente diverso tempo. Parliamo di numeri con l'assessore Silvana Mantovani. Com'è la situazione ad oggi nel vostro comune? Fino ad oggi concluderemo circa 850 vaccinazioni, non sono poche. Nel comune di Portotolle su 9.300 abitanti ci sono 965 over 80 e quindi in 4 giorni riusciamo a portare quasi a termine la vaccinazione. Da tenere presente che alcune persone non possono essere vaccinate in questa tornata perché sono vicini alla conclusione del Covid, perché hanno avuto appunto questa malattia e prima di qualche mese non possono essere vaccinati. Poi ci sono altre persone che non possono essere vaccinati per altre patologie o perché magari stanno temporaneamente poco bene, quindi non tutti vengono vaccinati nel momento in cui vengono chiamati, ma noi siamo pronti come amministrazione ad avere una lista di riserva e cerchiamo appunto di chiamare sempre gli over 80 che non sono ancora stati chiamati. Se una persona è allettata, allora ULSS ci garantisce la vaccinazione a domicilio. Se invece una persona è in grado di muoversi anche lentamente, ma che comunque riesce a scendere dal letto e quindi a muoversi anche per piccoli spostamenti, se supportata dalla famiglia può venire a vaccinarsi. Quindi la maggior parte verranno autonomamente con i familiari, mentre le persone che sono impossibilitati ma proprio con la certificazione della non autosufficiente al 100% ovviamente si va a casa. Queste sono le direttive dell'ULSS. È importantissimo puntualizzare una cosa. Tutta questa organizzazione delle vaccinazioni ovviamente è da ringraziare l'ULSS che si è coordinato per fare questi punti vaccinazioni. Come diceva il sindaco, siamo uno dei 7 punti vaccinazioni in tutta la provincia di Rovigo su 50 comuni, è per me molto importante aver ottenuto questo risultato, però vorrei precisare che tutto questo non potrebbe esistere se non ci fosse stato l'apporto della polizia locale, della protezione civile, delle associazioni di Auser e Anteas che ci hanno aiutato nella distribuzione delle lettere di invito, perché non le abbiamo spedite tramite posta perché non sapevamo se effettivamente arrivavano e poi i tempi erano veramente stretti. Quindi ci hanno aiutato a distribuire le lettere, a creare una lista d'attesa con numeri di telefono di over 80 e devo anche ringraziare i miei colleghi assessori e consiglieri perché anche loro hanno distribuito e hanno portato informazioni alle famiglie. Ripeto, questa operazione non si sarebbe potuta fare se non grazie a tutti questi volontari, quindi io li ringrazio ancora anche perché avranno ancora tanto da lavorare.